Grazie. Voi tutti conoscete il percorso che Dante si propone all'inizio. Veramente non è che se lo proponga. Dante nella commedia finge a un certo momento di trovarsi nella selva. Non sta inventando una situazione psicologica o morale. Sta semplicemente accorgendosi qual è la sua condizione spirituale. Trovarsi nella selva per lui è rendersi conto di essere ormai a un punto della sua vita in cui occorrerebbe cambiare e non sa come fare. Conosce un percorso necessario, il percorso della vita onesta, la salita al monte. Ma trova gli ostacoli che sapete, le tre belve, la lonza, il leone e la lupa, l'incontinenza, la superbia e la cupidigia. Cerca di andare avanti e non riesce. Anzi, la lupa lo incalza e lo spinge in giù e lui sta precipitando in un baratro. Dove finisce? Per fortuna si accorge di una persona. Vi ricordate benissimo tutti, avanti. Sto richiamandovi un attimo e faccio, per quelli che non sono stati i miei allievi, e i miei allievi mi compatiranno, ecco, un brevissimo riassunto. Si accorge che c'è un essere che si presenta, che è Virgilio, che è il simbolo della ragione. E Virgilio gli dice: caro mio, tu devi cambiare vita, a te convien tener altro viaggio, mi disse, poi che lacrimar mi vide, se vuoi campar, se ti vuoi salvare da questo luogo selvatico, tu devi cambiare strada. E si propone come guida. Voi sapete che poi quello che invece non leggono la maggior parte di persone non lo legge il secondo canto, che invece è la vera spiegazione. Come mai è arrivato sto Virgilio? Dante lo spiega nel secondo canto che disgraziatamente viene saltato dalla maggior parte dei professori. Il canto rivela che c'è stato nel cielo una donna che si è presa a cuore nella condizione di Dante. E questa donna provvede. E chi manda? Manda Santa Lucia, di cui Dante era devoto, forse anche perché soffriva nella vista. E Santa Lucia cerca un'altra donna ben nota, per la quale Dante aveva avuto un'esperienza meravigliosa, quella narrata nella Vita Nova. Beatrice. E Beatrice interviene a favore di Dante. E allora ecco che si spiega tutto. Virgilio è il poeta mandato come guida per compiere il viaggio da cui deve nascere un bene per Dante, ma anche per l'umanità. Dante non è il poeta che si diverta da solo, è uno che pensa agli altri, che pensa a se stesso, ma per il quale la commedia è una meravigliosa esperienza spirituale.
straordinaria, in cui capisce i suoi errori, capisce come bisogna evitare i pericoli e come bisogna ritornare nell'amicizia di Dio, ma la prima parte gliela spiega bene Virgilio e dice tu devi pensare alle cose essenziali. Quali sono? Vi ricordate come li chiamavamo? Una volta si chiamavano i novissimi. Cos'erano nella tradizione dell'insegnamento cristiano? Le 4 cose ultime. I novissimi vuol dire in latino le cose ultime: morte, giudizio, inferno e paradiso. A questo devi pensare e di questo devi fare esperienza. Di che cosa? Degli effetti della colpa, degli effetti del peccato. Devi vedere come si riduce l'umanità che non pensa che c'è un'altra vita e che si deve rispondere di questa nostra vita. Sì che tutta la commedia è uno straordinario invito alla responsabilità morale. E comincia subito. Vi ricordate quando si entra nella porta dell'inferno? Tutti ricordate, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, e dopo cosa si vede? Una moltitudine di gente che corre, stimolata da vespe e da tafani, che corre. E chi è sta gente qua? Che persone sono? Sono i cosiddetti pusillanimi, li chiamano con sto nome strano. Gente di piccolo animo, pusillanime vuol dire questo. Ma in realtà sono gente che non ha fatto niente di bene e niente di male. E chi non fa niente di bene e niente di male, Dante spiega, si va all'inferno. L'anime triste che visser senza infamia e senza lodo. Pensate, già una lezione terribile, vero? Dopodiché comincia, sì, c'è anche un passaggio nel limbo, ma vi ho accennato una delle volte scorse che il limbo effettivamente era un'invenzione di qualche teologo, ma che non esiste. Benedetto XVI ha detto chiaramente, il limbo non esiste. Quindi sì, si può leggerlo, anche perché Dante ci mette tutte le persone, i grandi filosofi dell'antichità, i grandi poeti, lui ha trovato un posto per loro, anche per i pagani, non se n'è sentita di condannarli e quindi li ha messi là, con i bambini non battezzati e questi i grandi. E dopo invece comincia il vero e proprio viaggio nell'inferno, che è questo enorme cubo, cono rovesciato, questo cono, nel cui interno enorme c'è una successione di passaggi graduali finché si arriva al fondo. Nel fondo, sapete, c'è Satana. Questi passaggi graduali cominciano con i lussuriosi, e già abbiamo letto l'anno scorso il canto quinto che vi ricordate, ecco quello di Paolo e Francesca, e poi gli avari, no, i golosi, ecco, dopo i lussuriosi i golosi, e dopo gli avari e i prodighi, e poi gli iracondi e gli accidiosi. E poi arriviamo, e anche questo l'abbiamo visto l'anno scorso, nella città di Dite, dove ci sono gli eretici. E vi ricordate che lì c'è il famoso passo di Farinata? Gli eretici. Avanzando, troviamo i violenti. 3 gruppi di violenti. Violenti contro il prossimo, violenti contro se stessi, violenti contro Dio.
assieme ai violenti contro Dio ci sono anche i sodomiti e gli usurai. Noi ci fermiamo stasera nel canto 13. Il canto 13 è il canto dove si parla dei suicidi, dei violenti contro se stessi. Il tema è terribilmente di moda. Non so se ci sia un periodo in cui ci sia stata un'inflazione di suicidi come in questo tempo. Pensate solo, era famoso quello che capitava a Nuova York nel 29 con la crisi, vero? Quando andavano al Waldorf Astoria e all'ingresso dell'albergo chiedevano per abitare o per buttarsi. Quanto è capitato di questo in questi ultimi anni? Pensate, ecco, se vi viene in mente, ma non c'è bisogno. Tuttavia il tema si è molto aggravato. E direi che si è aggravato in maniera drammatica. Perché non si parla solo adesso di violenti, ma si arriva a codificare il diritto di farsi uccidere da un medico o da un infermiere. Che cos'è l'eutanasia? Se non il suicidio su volontà espressa dall'individuo singolo, spaventosamente attuale. Ma a me viene in mente quello che era la situazione anche nell'immediato dopoguerra. Allora fu molto famoso un romanziere italiano, il quale cominciò un suo libro parlando del suicidio e finì le ultime pagine di un altro libro uccidendosi. Pavese, Cesare Pavese. E veramente ricordo che i giovani allora furono molto colpiti perché erano incantati dallo scrittore. Ma poi quanti ce ne sono stati di suicidi? Pensate a Levi, Primo Levi, che aveva fatto la terribile esperienza del campo di concentramento tedesco e non sta in pace e in ultima si getta anche lui e si uccide. Quanti fatti di questo genere? E voi direte, ma cosa si mette a parlarci questo professore? Non ci parla mica di questo canto. Vi assicuro che mi sono trovato veramente in difficoltà perché il tema è di quelli che non si possono affrontare con tranquillità d'animo. Mi è venuto anche in mente qualche episodio. C'è un episodio della vita di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia, vero? A cui apparve Gesù Cristo e lei si lamentò. Perché? Perché uno dei suoi fratelli si era ucciso. Signore, come hai permesso? Lei sapeva di essere amata da Gesù Cristo e si è domandata la risposta che avrebbe dato Gesù Cristo a quanto dicono è sorprendente. Dal punto in cui ci si getta al punto in cui ci si cade, c'è del tempo. Non ha mica detto sia salvato, ma ha fatto capire che anche in quel tempo così limitato quest'anima aveva fatto tempo a pentirsi. Comincio col canto per non tediarvi.
se avete il tempo, seguitemi. Non era ancora di là, nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da un sentiero era segnato, non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi vera, ma stecchi con tosco. Non han si aspri sterpi né si folti quelle fiere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie il lor nidi fanno, che cacciarde alle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali annolate e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti sugli alberi strani. Riprendiamo. Ecco. Nesso è un centauro. Già nel canto precedente, quello in cui si parlava dei violenti contro il prossimo, questi violenti contro il prossimo erano immersi in un enorme fiume di sangue bollente. Questo fiume, il Flegetonte, conteneva questi dannati che cercavano di liberarsi dal terribile calore di questo sangue bollente, ma gli strumenti della giustizia divina erano dei centauri, queste figure mitologiche, uomo-cavallo, che armati di arco e frecce, appena emergevano dalla superficie del fiume, li colpivano e quindi ritornavano a acquattarsi sotto il sangue bollente. Personaggi centauri. Nesso, che si nomina qui nel primo verso, è un centauro, uomo-cavallo. Troviamo già subito qualcosa che ci fa ricordare incontinenza, malizia e la matta bestialità. Una di quelle gradazioni che Dante ha abituali, vero? E sono uomini e cavalli, uomini e bestie, razza umana e animali irragionevoli. Questa mescolanza ritornerà subito, anche abbiamo appena letto nel verso 10, le arpie. Chi sono le arpie? Le arpie sono facce di donne giovani di una singolare forma di uccelli alati, piedi e artigli, anche qui mescolati, qualcosa di umano e qualcosa di bestiale. Non c'è niente di casuale, è tutto intonato alla fisionomia delle creature del canto. Allora, Nesso, il centauro, non era ancora arrivato di là quando noi ci introducemmo in un bosco che non aveva nessun sentiero. Descrive Dante immediatamente il bosco. Non fronda verde, ma di color fosco, cupo. Non rami schietti, cioè di quelli che hanno lo sviluppo naturale verso l'alto, verso su o verso destra, no, ma nodosi, tutto nodi e involti, cioè girati in maniera innaturale. Non pomi vera, non frutti, ma stecchi, spine con veleno. Verso 8. Quelle fiere selvagge che hanno in odio tra Cecina e Corneto, sono due località della Maremma toscana, non hanno sterpi aspri come questi che lui ha appena visto, né così densi. Insomma, l'immagine che gli viene in mente è il terribile ambiente della Maremma come era ai suoi tempi, adesso è migliorata enormemente, ma ai tempi di Dante era un ambiente che non si poteva affrontare assolutamente in modo agevole.
In questo ambiente le brutte arpie, il termine brutto parebbe la cosa più comune, queste arpie, lo si dice di solito di una donna che non si tollera, vero? Che sia fastidiosissima, vero? Le brutte arpie fanno i loro nidi, queste arpie che sono quelle che Virgilio descrive nel canto terzo dell'Eneide e che lì, in un posto in cui i troiani, sfuggiti da Troia e i pochi che si erano salvati con Enea, si erano fermati a mangiare qualcosa. E queste arpie, descrive Virgilio, erano andate a scomporre e a insozzare, a illuridire le mense, a rendere immangiabili. Le brutte arpie lor nidi fanno proprio quelle che avevano cacciato dalle isole strofadi i troiani, il che diventava un triste annunzio di danni futuri che ci sarebbero stati successivamente e che Virgilio narra. Hanno l'ali larghe, colli e visi umani, piedi con artigli e il grande ventre pennuto. Fanno strani lamenti in sugli alberi. Non è i commentatori dicono che l'aggettivo strani si riferisse a lamenti. Fanno strani lamenti in sugli alberi, strani, insoliti, non regolari, non comuni, non tipici di uccelli che noi sentiamo facilmente. E il buon maestro, prima che più entri, sappi che sei nel secondo girone dei violenti. Mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribile sabbione. Però riguarda bene, si vedrai cose che torrien fede al mio sermone. E il mio valente maestro, prima che tu entri, sappi che ti trovi nel secondo girone e ci starai per tutto il tempo, fino al tempo in cui, una volta esaurita la visione del secondo, passerai nell'orribile sabbione, dove si trovano i violenti contro Dio, ho detto, vero? E dove si trovano i sodomiti. L'orribile sabbione, una specie di deserto orrendo. Perciò, riguarda bene, si vedrai cose che torrien fede al mio sermone. Guarda bene, osserva attentamente. C'è bisogno di dirlo a Dante, che è un osservatore incredibile e che tutto quello che vede lo descrive realisticamente e ce lo fa sentire. Torrebbero fede, cioè vedrai delle cose che non renderebbero credibile quello che io dico. Io sentia ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perch'io, tutto smarrito, m'arrestai. Credio che ei credette, che io credesse, che tante voci uscissero tra quei bronti da gente che per noi si nascondesse. Però, disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, lì pensier c'hai si faranno tutti monchi. Allora porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò: perché mi schianze? Da che fatto fu poi di sangue bruno ricominciò a dire: perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietade alcuno? Uomini fummo ed or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia se state fossimo anime di serpi. Dunque, sentivo, riprendo dal verso 22, trarre lamenti da ogni parte e non vedevo alcuno che si lamentasse. Si trova in un ambiente in cui sente questi lamenti fatti ad alta voce e si ferma tutto smarrito. E guarda, qui c'è quella famosa terzina che sembrerebbe quasi un gioco di parole, ma vedremo che qualche studioso di questo canto ha trovato meravigliosa, soprattutto l'ha trovata meravigliosa
grande studioso austriaco, di cui parleremo poi, di cui leggeremo qualche riga, proprio a proposito di questi versi qua. Io credo che lui credesse che io pensassi che tali voci uscissero tra quelli sterpi da parte di persone che si nascondesse per riguardo a noi. Per questo, perciò, quel però è il solito per questo, il maestro disse, Virgilio disse, se tu tronchi qualche fraschetta di una di queste piante, i pensieri che hai appariranno tutti incompleti, monchi. Allora, Dante, allungai la mano, porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicel da un gran pruno. E il tronco suo gridò, perché mi schianti, mi spezzi? E rotto il pruno comincia a sanguinare. Dal momento che poi divenne tutto bruno di sangue, il Bruno ricominciò a dire, perché mi scerpi, perché mi rompi? Non hai tu spirito di pietà, non hai alcuna compassione. Dunque è una pianta che si lamenta. E parla per tutti. Uomini fummo, ed or siamo fatti sterpi, siamo divenuti sterpi, piante. Ben dovrebbe essere più pietosa la tua mano se noi fossimo stati anime di serpenti. E tu sei stato spietato. Dante ci sta male, perché lui l'aveva fatto per suggerimento del suo maestro. Poteva avere in mente un passo, ma glielo dirà subito adesso. Ma vediamo come reagisce ancora il tronco. Come d'un stizzo verde carso sia da l'un dei capi, che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì, dalla scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Ond'io lasciai la ciba cadere e stetti come l'uomo che teme. Questi versi hanno sbalordito tutta la critica, ma da quando si legge la commedia, come di uno stizzone verde, un pezzo di ramo verde, che sia bruciato a una estremità e comincia dall'altra a buttare fuori il vapore, la linfa che viene fuori stridendo, un stizzo verde che sia bruciato a un'estremità e dall'altro geme e si lamenta e cigola. Non so se abbiate mai fatto l'esperimento di vedere un ramo verde che brucia da una parte e dall'altra vedete che frigge, per così dire. E lo sentite lamentarsi. E Dante l'ha ben visto e l'ha sperimentato. Così dalla scheggia rotta e adesso usciva nello stesso tempo, uscivano, diciamo noi, no, singolare, non dice a caso, usciva, ed è tutta una cosa, parole e sangue. Ond'io lasciai cadere questo ramoscello e stetti come l'uomo che ha paura. Qui parla Virgilio. Virgilio è esperto. Se egli avesse potuto credere prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima, non avrebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra che a me stesso pesa. Ma dilli che tu fosti, sì che invece d'alcuna almenda tua fama rinfreschi nel mondo, su dove tornarli legge. Dunque, Virgilio gli dice, se lui avesse potuto credere, anima offesa che sei, quello che ha pur letto nel mio capolavoro, nell'Eneide, l'episodio di Polidoro. Famoso episodio di Polidoro. Chi era sto Polidoro? Era il figlio di Priamo,
che Priamo, re di Troia, aveva mandato in Tracia da un suo parente, da Polimestore, re lì, con il tesoro di Troia. Ma essendo uno avido, aveva ucciso il figlio di Priamo e si era impadronito del tesoro. Virgilio narra l'episodio e narra che Enea, giunto lì in quella zona, aveva pensato di compiere un sacrificio e di adornare l'altare con delle frasche. Ecco perché aveva cominciato lui a strappare dei rami per abbellire l'altare, ma nell'attimo in cui aveva strappato i rami, là dove aveva strappato usciva in abbondanza il sangue ed era rimasto. Se li avesse potuto credere prima, o anima lesa, ciò che ha visto leggendo l'Eneide, Dante è quello che la sapeva tutta a memoria, ve l'ho già detto, tutta. Ben lo sai tu che la sai tutta quanta, dice Virgilio a un certo momento. E come l'altro, sapete chi è l'altro che la sapeva tutta? Che era Alessandro Manzoni. Anche quello sapeva tutta l'Eneide a memoria. Qualche volta ci domandiamo come mai certi geni hanno. Lui non avrebbe allungato la mano a strappare qualcosa dalla pianta che sei tu, ma il fatto incredibile mi fece indurlo a compiere un'azione che è pesante anche per me. Ma tu, dilli chi sei stato, in modo che in cambio, almeno, per una riparazione, egli possa rinfrescare la tua fama nel mondo dove a lui è permesso tornare. E il tronco risponde: sì, col dolce dir m'adeschi che io non posso tacere, e voi non gravi perch'io un poco a ragionar m'inveschi. Con il tuo dolce parlare tu mi attrai, mi persuadi a risponderti, non posso tacere, e a voi non pesi il fatto che io mi fermi qui un po' a parlare con voi. Raisonner è un francesismo, a parlare, semplicemente. Mi inveschi il linguaggio di quest'anima che è stata offesa involontariamente da Dante, è un linguaggio tutto raffinato. Si tratta veramente di una persona molto colta. Parla in maniera raffinata come era proprio della sua carica. Adesso dirà chi è. Del suo modo di scrivere. Era un raffinato dettatore o dittatore, uno che dettava le risposte per conto di qualcuno più importante di lui. Lo vedremo subito. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo e che le volsi serrando e disserrando sì soavi che dal secreto suo quasi ogni uomo tolsi. Fede portai nel glorioso uffizio, tanto ch'io ne perdei li sonni e i polsi. Sono colui che tenni entrambe le chiavi del cuore, quella che apre e quella che chiude, quella che fa dire di sì e quella che fa dire di no, quello che al re, al grande re, Federico II, stupor mondi lo chiamavano, lo stupore del mondo, quello che aveva unito il regno di Germania a quello di Sicilia, il famosissimo re che ha riempito la Sicilia e l'Italia meridionale di opere straordinarie, il re che doveva fare la crociata
e che non fa la crociata, ma va a trattare coi saraceni. E si direbbe che fa quello che sarebbe sempre opportuno fare e ottiene dei risultati pacifici. Ma non piace questo al Papa, che voleva la crociata. È il re che è il centro della scuola siciliana, la seconda scuola della nostra letteratura. La prima è quella umbra con San Francesco, no? E la seconda, in ordine proprio cronologico, è la scuola siciliana. Ed è uno dei rappresentanti grandi della scuola siciliana, un poeta anche. Era stato un notaio, giovanissimo. Era entrato nella curia del re, nel grande centro del potere, era diventato protonotario, primo notaio, logoteta, chi scrive le leggi, e poteva decidere tutto. Era un altissimo funzionario che aveva tutti i poteri in pratica, perché aveva la fiducia del sovrano. E le volsi, io giravo le chiavi del potere, serrando, chiudendo o aprendo in maniera così soave che dalla cerchia che stava attorno al re, uno alla volta allontanai tutti e rimasi io solo uomo di fiducia assoluta del re. Sono stato fedele nel compito assegnatomi dal re, tanto che io ne perdei i sonni e i polsi. Perdere i sonni, perdere la pace e i polsi, persi anche la vita. Perché? Ecco, lo spiega. Cosa è capitato? L'uomo che aveva la fiducia totale del re, e capita qualcosa, ecco, proprio nella corte, la meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contro me gli animi tutti, e gli infiammati infiammar sì Augusto, che i lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le 9 radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che invidia le diede. Dunque godeva la fiducia assoluta del re, ma qual è la prostituta che regna nell'ospizio di Cesare? Questa prostituta che regna è una metafora, l'invidia. L'invidia di tutti gli altri. È vero che lui li aveva fatti fuori tutti, l'ha appena detto. Ma l'invidia, che non ha mai girato i suoi occhi sfacciati dalla casa del re, dalla casa dei potenti. L'invidia che gira sempre, essa che è morte di tutti e vizio tipico delle corti, questa prostituta che è l'invidia, infiammò contro me gli animi di tutti gli altri subordinati. E tra di loro si caricarono uno con l'altro e addirittura calunniarono
questo disgraziato di Pierre delle Vigne, lo calunniarono in modo tale, lo accusarono di far parte di una congiura. E il re credette, il re credette alle accuse, lo fece arrestare, lo fece accecare, incarcerare, e allora lui, offeso e sdegnato per queste accuse ingiuste, a cui Dante crede che siano accuse assolutamente ingiuste, la situazione, infiammarono così Augusto, cioè il re, che i lieti onori di cui godevo si cambiarono in tristi lutti, in triste pianto. E l'animo mio, per gusto disdegnoso, credendo con la morte di fuggire, di evitare questa accusa ingiusta e lo sdegno, rese me stesso ingiusto contro me, che ero stato giusto, che avevo agito bene, non avevo fatto niente di male, non avevo tradito il mio re, l'avevo sempre difeso, ma divenni io ingiusto contro me stesso, non potendo tollerare questa offesa. Evidentemente si tratta, come è normale, non di un gesto improvviso, si tratta di una riflessione, di un rodersi continuo che fa rendere intollerabile questa vergogna. E non aver commesso niente ed essere accusato è pesantissimo, si capisce? E lui non sapeva il risultato della morte, del suicidio. Eppure guardate cosa dice: per le fresche radici di questo legno, non è che io sia morto da tanto tempo, sono ancora fresche, vi giuro che non ho mancato mai di parola di lealtà al mio Signore, al mio re, che fu così degno di onore. Lui parla bene del suo re, che pure si era lasciato persuadere e l'aveva fatto punire nel modo che... E allora, se di voi qualcuno ritorna nel mondo, almeno dica chiaramente che io ancora adesso so di non essere mancato in nulla, almeno dica che sono stato onesto. Io che sono ancora colpito dal colpo datomi dall'invidia degli altri cortigiani. Si fermò un poco e poi, da che il si giace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Ond'io a lui, domanda il tu ancora di quel che credi che a me satisfaccia, che io non potrei, tanta pietà m'accora. Perciò ricominciò: se l'uom ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piace di dirne come l'anima si lega in questi nocchi, e dinne, se tu puoi, se alcuna mai di tai membra si spiega. Allora, attese un po', e poi Virgilio disse, dato che lui tace, non perdere il tempo, parla e chiedi a lui se vuoi avere altre informazioni. Dante risponde, Dante è molto emozionato, perché quest'uomo che si è ucciso per accuse ingiuste gli fa pensare a qualcuno che si chiama Dante, che è lui, accusato di essere traditore della sua città. Quindi c'è tutto l'aspetto autobiografico. Dante, voi sapete che era stato accusato con accuse terribili e avrebbe dovuto giustificarsi e accettare di ammettere di aver fatto quello di cui l'accusavano. E lui non volle mai accettarlo.
preferì andare in esilio. E in esilio dovettero andare i figli e tutta la famiglia. Ma non accettò di essere accusato ingiustamente. Ecco, allora domandali tu ancora di quel che credi che gli dia soddisfazione. Io non potrei, tanto sono emozionato. Perciò ricominciò Virgilio. Se l'on ti faccia liberamente, vero, possa tu ottenere liberamente ciò che il tuo dir prega, spirito incarcerato, spirito che sei incarcerato dentro la pianta, ancora ti piaccia dirci come si unisce l'anima dentro a queste giunture, a queste unioni dentro a questa pianta, dentro a questi nocchi. E dici, se puoi, se qualche anima può liberarsi dalla pianta. Allora soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce. Brevemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce del corpo ond'ella stessa se disvelta, Minos la manda alla settima foce, cade in la selva e non l'è parte scelta, ma là, dove fortuna la balestra, qui vi germoglia come gran dispelta, surge in vermena ed in pianta silvestra, l'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e dal dolor fenestra, come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però ch'alcuna sen rivesta, che non è giusto aver ciò con si toglie. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. Dunque, torniamo al verso. Allora il tronco soffiò forte. Soffia, vi ricordate che prima friggeva? Non è un parlare comune, non è il parlare nostro normale, no, è sempre il parlare di una pianta, la quale parla quando viene rotta. E abbiamo sentito qua che le arpie spezzano le foglie e i rami e là dove si rompe, si stacca qualcosa, là può uscire la voce. Sicché la voce che diventa l'espressione dell'anima che è incarcerata dentro la pianta, questa voce si sente solo perché qualcuno fa del danno, se no non si sentirebbe. Dunque dice, quella voce, il tronco soffiò forte, tanto che i critici hanno parlato di un parlare ventoso addirittura. E poi quella voce quel vento si cambiò in voce e divenne una voce. Quando l'anima che è stata feroce contro se stessa si stacca dal corpo da cui essa stessa si è svelta, svellere, staccare violentemente. Minosse, ricordate quell'essere infernale che invia le anime aggirando la coda su se stesso, vero? Minosse la manda alla settima foce, qui in questo posto. Cade dentro la selva, l'anima che scende, il corpo no, l'anima che scende, cade dentro al settimo cerchio, nella selva, e non è che abbia un posto particolare, non c'è scelta una parte per lei, ma là dove il caso la sbatte, dove la fortuna la balestra, che è lanciarla violentemente, qui vi germoglia. Quest'anima mette radici e cresce e si sviluppa come grandi spelta, come se fosse una pianta di frumento, per poco. La spelta è un graminaceo simile al frumento. Surge, si sviluppa in pianticella così e diventa una pianta selvatica,
di quelle che abbiamo visto descritte prima. Ricordate, non Fronda Verde e compagnia, vero? Le arpie, cibandosi delle foglie, rompendo e mangiando le foglie, provocano dolore, ma provocano anche la possibilità che dalla ferita esca la voce e il lamento. E danno la possibilità che si sfoghi il dolore e la pienezza, l'amarezza dell'animo. E noi, quando sarà il giudizio universale, come tutte le altre anime, andremo a prendere il nostro corpo. Ma siccome noi, col suicidio, abbiamo rinunciato al corpo, dovremo star senza, perché non è giusto avere ciò che si è rifiutato in vita. Qui strascineremo i nostri corpi e è una scena spaventosa, guardatela adesso, leggete attentamente, e attraverso la triste selva i nostri colpi saranno appesi a questi alberi tutti contorti e ci sarà il corpo appeso. L'anima è dentro alla pianta, ma il corpo no. Il corpo è distinto dall'anima, separato dall'anima. E quindi ci sarà tutta questa selva piena di tutti i corpi dei suicidi. Ciascuno al pruno della sua anima molesta. Rimanete con questa scena davanti. Ma improvvisamente noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo che altro ne volesse dire, quando noi fummo di un rumor sorpresi similmente a colui che venire sente il porco e lo caccia alla sua posta, code le bestie e le frasche stormire, ed ecco, due dalla sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendosi forte che della selva rompiano ogni rosta. Quel dinanzi, ora accorri morte, e l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava, lao! La notosì non furono accorde le gambe tue le giostre del topo, e poi che forse gli fallia la lena di sé, ed un cespuglio fece un groppo. Di rietro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose e correnti come veltri che uscisser di catena, in quel che s'appiattò miser li denti, e quel dilaceraro a brano, poi s'emportar quelle membra dolenti. Presemi allor la mia scorta per mano e menommi al cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti invano. O Jacopo, dicea, da Santo Andrea, che t'è giovato di me fare schermo, che colpa ho io della tua vita rea? Quando il maestro fu sovresso fermo disse, chi fosti che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo? Ed egli a noi, o anime, che giunte siete a veder lo strazio disonesto che ha le mie fronde sì da me disgiunte, raccogliete al pie del tristo cesto. Io fui della città che nel Battista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista, e se non fosse che in sul passo d'Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadini che poi la rifondarono sovra il cenere che Dattila rimase avrebbero fatto lavorare in Darno, io fei gibetto a me delle mie case. Allora avete sentito che improvvisamente si sente, riprendiamo, vero, dal verso 109, noi eravamo ancora tutti attenti al tronco, credendo che volesse dirci qualche cos'altro, quando fummo sorpresi da un rumore che veniva. C'era, dice, simile a quello che sente venire il cinghiale e sente i cacciatori appostati che stanno lì pronti e sente le bestie e sente le frasche, le piante stormire, ed ecco due dalla parte della sinistra nudi e graffiati fuggendo così forte che spaccavano ogni ostacolo che c'era nella selva e quello dinanzi gridava accorri morte, invocano la morte, vorrebbero morire e quel dinanzi e l'altro
a cui sembrava di tardare troppo, gridava: Lano, le tue gambe non furono così svelte durante le giostre del topo, e fa riferimento a uno scontro che c'era stato tra una serie di persone che erano state arrestate da un intervento violento degli aretini che li avevano scoperti, ed era stata una strage e lui aveva perso la vita. Le tue gambe sono state svelte alle giostre del topo, e poiché forse gli mancava il fiato, fece un groppo di sé e di un cespuglio e cercò di ripararsi, ma dietro loro veniva la selva, tutta la selva diventò piena improvvisamente di nere cagne, bramose e correnti come veltri scatenati a cui si è tolta la catena. In quello che si appiattò misero i denti, e quel dilacerarono a brano, fino a pezzi. Poi si portarono quelle membra dolenti. Allora la mia scorda, Virgilio, mi prese per mano e mi menò al cespuglio, il cespuglio che piangeva a causa delle rotture che aveva subito. Quel cespuglio è come quello di Pier delle Vigne. Piangeva attraverso le rotture, e piangeva invano, e gli diceva: oh Jacopo da Sant'Ardea, che cosa ti è giovato di schermirti con me, cioè di proteggerti con me? Che colpa ho io della tua vita malvagia? E quando il maestro si fermò sopra, vicino a lui, disse: chi sei stato tu, che attraverso tante ferite soffi col sangue delle parole dolorose? E quello risponde: o anime che siete arrivati qui a vedere lo strazio disonesto che ha diviso le mie fronde da me stesso, raccoglietele ai piedi del tristo cesto. Io venni da dove? Da Firenze, la città che aveva prima per padrone il dio Marte, ma ha cambiato il nome, ha cambiato patrono e ha preso San Giovanni Battista per patrono, e ce l'ha ancora. Tanto che la festa di Firenze è il 24 giugno. Onde Marte, per questo motivo, la renderà sempre infelice con la sua arte, con l'arte della guerra e della divisione. E se non fosse che presso il ponte dell'Arno rimane ancora una pietra che ricorda Marte stesso, i cittadini che poi hanno rifondato Firenze sopra il cenere che rimase dopo che Attila diede fuoco alla città, non era Attila, era Totila, avrebbero fatto lavoro inutilmente, l'avrebbero ricostruita inutilmente. Io, dice, mi impiccai nelle mie case. Il verso finale fa vedere proprio una forca come simbolo della città. Dice il grande commentatore che è il Momigliano che sto verso grandioso, vero? Solitario come una forca, dice, vero? Chiude il canto in maniera sublime, questo canto terrificante per tanti versi, che è stato, come vi dicevo, studiato da decine e decine di critici, sul quale io dovrei adesso interessarvi qualcosa di più di quello che è una parafrasi. Comincerò solo col dirvi qualche cosa, ecco, se avete pazienza. Pensate, nel 1855 il nostro maggior critico, Francesco De Santis, invitato, fece una lezione famosa su questo canto e disse dovremmo affrontarlo in maniera diversa, dice, da quello che fanno solitamente. Cosa si fa solitamente? I critici appassionati di aspetti formali si fermano sul meraviglioso realismo di Dante. Non so se avete notato, per esempio, l'incredibile ritmo che c'è, diversissimo tra la prima parte e la seconda parte, violentissima, con quella corsa delle cagne che fanno la strage che abbiamo visto.
E come si comportano i critici, dice? Ah, vi vedono di tutto, dice De Santis. C'è chi si sofferma sul gusto delle antitesi, sulle contraddizioni, chi si afferma su aspetti stilistici, chi si ferma sul dizionario, sul vocabolario, di cui Dante mostra una padronanza assoluta. La lingua italiana cosa aveva? Non aveva neanche 100 anni, E noi leggiamo e capiamo tutto, ed è la nostra lingua ancora. E dico, ho detto che non aveva 100 anni la lingua italiana, e lui ce la fa sentire. È vero, il linguaggio è perfetto, l'effetto è immediato, ma è su questo che dobbiamo fermarci, dice. Cosa fanno gli studiosi, i critici tedeschi? E si mette a fare il confronto tra quello che fanno gli studiosi tedeschi e gli studiosi francesi. E dice De Santis, i tedeschi sono andati a cercare la filosofia del suicidio. E cosa fanno i francesi? I francesi sono appassionati di storia, dice, e i francesi avrebbero studiato tutta una serie di casi di suicidi storicamente. Loro non fanno cose. È questa la comprensione del canto di Dante? Si domanda. Vediamo come prosegue. E poi dice, e quando parliamo del suicidio, una volta c'era lo stesso concetto di adesso del suicidio. Che cos'era il suicidio per i romani? Chi era il famoso suicida presso i romani? Il più famoso suicidio presso i romani era il suicidio di Catone l'Uticense, non Catone il censore, quello di Cartagine, ecco. Uticense, quello che aveva contrastato prima Silla, poi aveva contrastato Catilina, poi aveva contrastato Cesare, si era messo contro il triumvirato famoso, era stato dalla parte di Pompeo, era stato dalla parte del Senato e della Repubblica, e poi, quando aveva visto che non c'era più niente da fare e che non restava che arrendersi a Cesare, si era ucciso. Cosa aveva fatto lui? Aveva rivendicato la sua libertà con il suicidio. Per gli antichi è un eroe. Per gli antichi era un eroe. Chi aveva fatto questa filosofia, quel tipo di filosofia? Che idee ci sono? Chi l'ha inventata questa filosofia della morte? Lo stoicismo. Lo stoicismo. È stato lo stoicismo. E ne hanno fatto un eroe, dice. Ecco, ed era il rivendicare la libertà personale, la dignità personale, e chi l'ha cantato più di tutti? Il poeta Lucano. E qual è stato lo storico di questo tipo di eroi? Tacito, dice. Che libertà ha lasciato Tacito? La libertà di uccidersi per rivendicare la propria dignità. Questo è il concetto che abbiamo noi. Il De Santis non si è fermato a questo, ma noi ci fermiamo un secondo. Voi, soprattutto i miei allievi, si ricorderanno benissimo che l'inizio del canto primo del Purgatorio vede un personaggio che si chiama il custode del Purgatorio, è Catone. Questo Catone qui di cui vi ho appena parlato. E Dante lo mette, custode del Purgatorio. Un pagano certamente salvato per la sua dignità morale, per la sua bontà, per la sua scelta. Dante lo mette in purgatorio, salvo quindi. Se è in purgatorio è salvo, non c'è nessun dubbio. Tu lo sai che non ti fu per lei amare inutica la morte, ve lasciasti la vesta è il corpo, che al giudizio sarà sì chiara, vero? Dice così. È questo il concetto che abbiamo noi del suicidio? Si domanda ancora De Santis. Che cos'è per i cristiani il suicidio? Un atto gravissimo.
Ma non aveva rispetto del corpo Catone, domandiamoci. Ma certo, e lo riconosceva, dice, come un dono di Dio, come un dono del cielo. Ma qualcosa più importante di questo dono del cielo era la libertà per Catone. Ma per i cristiani che cos'è stato? Per i cristiani è rifiutare la vita che è dono eccezionale di Dio. Un cristiano non ha nessun diritto, come tutti gli uomini, non ha nessun diritto di uccidersi e di disporre di sé come vuole. La vita è un dono di Dio. Chi può fare qualcosa contro ciò è un insensato. Un cristiano che si uccide è, dice, un vile. Il cristiano accetta anche la più grave offesa e se è trascinato dietro al carro del vincitore, è una pagina bellissima questa di De Santis, può stare con la testa alta perché la dignità dell'uomo è nell'anima, non nel corpo. Non so se capite, è qualcosa che incanta a vedere chi è l'eroe, dice, per il cristiano. Sta parlando nel 1800, io ho detto 55, nel 54 era morto quello che lui dice, l'eroe è Silvio Pellico, che accetta la condanna, che si fa mettere in prigione, che viene maltrattato e perdona i suoi accusatori, perdona chi lo maltratta. Vi assicuro che è una pagina emozionante per me, ecco, proprio straordinaria. E quindi è chiaro che quello che dice è che noi abbiamo un concetto del tutto diverso e che ha fatto fare un progresso enorme, dice il cristianesimo, rispetto agli antichi. Non era mica un buon cristiano, sapete, De Santis, ma dice queste parole. Io vi raccomando di leggere, se potete, se vi capita, se potete cercarle, leggete questa pagina dei saggi critici, non nella letteratura del De Santis, ma nei saggi critici del De Santis. Ecco, c'è questa pagina fantastica, ecco, che confesso di trovare emozionante. Ma vi dicevo che se adesso io non so, sto già abusando del vostro tempo, ma io dovrei dirvi un sacco di notizie su questo, farò, evidentemente taglierò subito, ecco. Vi dicevo che vi ho promesso prima di leggervi una nota di questo grande critico austriaco, Leo Spitzer, che ha scritto un commento meraviglioso del canto. Leggo solo una nota, sia chiaro che non mi permetterò di dire, sono poche righe. Dice dunque lo Spitzer: che non faccia un errore, scusate un secondo. Che quell'espressione io credei, vero? Credei che credette che io credesse, che pare un giochetto di parole, è tutt'altro che un giochetto di parole. Credevo di essermelo segnato. E invece, no, mi dispiace, ve l'ho promesso e non ve lo faccio leggere. Ecco che evidentemente mi è sfuggito. In sostanza dice: non c'è una frase che meglio esprima le emozioni di Dante. Io credetti, che lui credesse, che io pensassi. Ecco. Ma questo è il canto di tutti gli sconvolgimenti. Comincia all'inizio.
i rami sono tutti sconvolti, involuti, c'è tutto di innaturale. Già i centauri sono una razza mista, è un ibrido. Questo canto è pieno degli ibridi. Le arpie, un altro ibrido straordinario, uomo, uccello. Il corpo di Pierre delle Vigne e di tutti i suicidi, com'è? È un corpo da cui ci si è voluto staccare, si è voluto rompere, scindere, svellere. Tutte le parole violente che ci sono in questo canto le annotano, proprio anche lo Spitzer che vi nominavo, le elenca una dietro l'altra. Sono parole che colpiscono perché come ha fatto lui a concentrare queste parole violente, dure, aspre, le ha messe tutte dentro. C'è una serie di contraddizioni in tutto il canto, dall'inizio alla fine. Questo privarsi della vita è un fatto violento. E lui stesso a un certo momento confessa, non è giusto aver ciò di cui ci si priva. Pierre delle Vigne conclude con queste parole, non è giusto, cioè ammette la giustizia divina. Perché sono rimasti tutti incantati, gli studiosi? Perché questo canto, che è certamente perfetto, non si può dire altro che così, questo canto perfetto è un canto che riesce a colpire l'animo nostro e ci fa riflettere. È quello che vuole Dante. Lui può soffrire come Pierre delle Vigne per essere stato cacciato, per essere stato accusato ingiustamente. Ed è chiaro che sente nella sua pelle la condizione, ma non c'è nulla che autorizzi a mettersi contro questo fatto e credere di poter disporre a proprio piacimento della propria vita. Io ho letto un autore moderno, da cui è uscito un libro di poesia di recente, è stato anche premiato dall'Accademia dei Lincei. E sto poeta arriva a scrivere, si parla sempre di io vorrei svivere, dice. Sentite le parole, svivere, cioè si arriva a disprezzare la vita. È chiaro, perché si pensa a mettere tutto nell'ambito dei puri desideri, per cui bisogna avere tutto sempre, tutto e sempre, vero? Quando piace agli altri, insomma il diritto individuale ad avere tutto, perfino a svivere. So che è un'assurdità, anche linguisticamente, come si fa a dirlo? Eppure si è arrivati a questo. E io, che leggo i poeti moderni, anche i contemporanei, che lo ritengo mio dovere, però dico, che abisso c'è tra il testo di Dante e questi testi di adesso? Non pretendo che mi diciate la risposta. Io vorrei chiedervi scusa se ho abusato della vostra pazienza. So che vi ho detto che potrei andare avanti delle ore, ma non ho neanche diritto, ecco. Ho già abusato, ecco. Vi domando scusa. Va bene? Grazie. Vi prego.